La Lega Nazionale Calcio Dilettanti stanzia 10 milioni di euro a favore delle società sul territorio. Si tratta del dato più rilevante emerso nell'ultimo consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti Calcio, la riunione del massimo organismo della Lega che si è svolta presso il Salone d'Onore del CONI. Aperta con il saluto del capo dello sport italiano Giovanni Malagò, ha sancito la disponibilità di ben 7 milioni di euro per agevolare le società a proseguire l'attività nella stagione 2020-2021. I restanti 3 milioni di euro verranno destinati alla valorizzazione dei giovani partecipanti alle competizioni dilettantistiche. Si tratta di risorse messe a disposizione nell'ambito della Lega Dilettanti, ha commentato il presidente della Lega Cosimo Sibilia. Abbiamo raggiunto così un primo importante obiettivo, mettendo in sicurezza le attività nella nuova stagione e garantendone la ripresa. Un'operazione resa possibile grazie alla posizione di dialogo con il mondo dello sport mantenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti nel corso dell'emergenza, una posizione che ha permesso al momento dei dilettanti di essere presente e protagonista in tutte le sedi istituzionali. Mancano all'appello altre forme di sostegno al calcio di base. Confido arrivino presto dopo i numerosi annunci da parte delle autorità governative. Nel corso del Consiglio direttivo sono state affrontate le tematiche tecnico-sportive e amministrative relative ai campionati delle competizioni della stagione 2020-2021. Per quanto attiene la conclusione dei campionati organizzati dai comitati regionali, il Consiglio direttivo si è espresso per un blocco delle retrocessioni in relazione ai campionati della promozione sino alla seconda categoria, in tutte quelle realtà territoriali che presenteranno situazioni di vacanza di organico e comunque in presenza di situazioni particolari che hanno caratterizzato la stagione che si sta per concludere. Dette decisioni, lasciate all'autonomia dei singoli comitati regionali, dovranno essere ratificate in occasione del prossimo Consiglio federale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Per quanto attiene il calcio al 5, la divisione avanzerà una proposta relativa alla limitazione delle squadre da retrocedere per i campionati nazionali conforme alla previsione dell'articolo 49 delle NOEF, così limitando a una retrocessione per ogni campionato. Anche tale richiesta dovrà essere vagliata nella prossima riunione del Consiglio federale. Per quanto riguarda il campionato di eccellenza, preso atto di quanto deciso in occasione dell'ultimo Consiglio federale, si darà luogo a una sola retrocessione per ciascun girone. Il Consiglio direttivo infine ha delegato il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e responsabili dei dipartimenti della divisione C5 di provvedere all'individuazione dei criteri e alla compilazione delle classifiche relative ai campionati 2019-2020 nel rispetto delle indicazioni fornite all'uopo dal Consiglio federale.